Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live del Marietto Veneziano. Oggi userò una frase che un giorno a tavola una ragazzina di 13 anni, no? Mi guarda e con fare maestoso mi dice: vogliamo parlarne? Io l'ho guardata e ho detto: caspita, però che atteggiamento da adulto, no? Atteggiamento da adulto. E poi l'ha detto in modo professionale che sembrava quasi un politico navigato, no? Oggi vorrei parlarne, no? Perché secondo me il messaggio, no? E dire che ho più di 1020 o 1080, 1022 pillole, no? Cioè che ne ho dette di cose su praticamente il tubo. Però intanto mi arrivano i messaggi, mi sono già anche arrivati nel passato messaggi delle serie: ho un problema gravissimo, vorrei tentare con un circuito, non so, devo ritirare dei soldi, vorrei tentare con un circuito, c'ho vicino di casa tremendo, vorrei tentare con un circuito, voglio chiamare il marito, rifarlo tornare a casa, vorrei tentare con un circuito. Allora, adesso vi racconto un po' come la storia di quando uno inizia, a Firenze, a guidare la moto o anche a fare snorkeling, no? Quando uno inizia ad avvicinarsi al mondo della moto, generalmente parte come un incendiario, no? Nel senso, pensa che la moto vede gli altri che vanno, magari sono anche spericolati, e quindi dici: beh, se ce la fanno loro, ce la faccio anch'io tranquillamente, no? Poi ogni tanto vede che qualche spericolato si fa la bua, resta in carrozzina, però dice: ma magari è stato un po' sfortunato. Allora, quando uno si avvicina al mondo della moto, la prima cosa che capisce è che la moto pesa. Una moto di media cilindrata va sui 180-200 kg. Quindi la prima cosa che fa uno quando sale in moto è capire che se sbaglia a mettere giù il piede quando è fermo, o si spezza una gamba perché praticamente la moto gli cade sopra, oppure non c'è santo che tenga, la moto cadrà e si spaccherà. Ed è la prima cosa che uno impara. La seconda cosa, quando uno riesce a muoversi, no? Fare i primi 30 metri o i 300 metri andando in moto, è che il suo istinto di sopravvivenza lo porta a capire un'altra cosa. È che quando uno va in moto non può più pensare come in macchina a se stesso e magari a quello che c'è dietro o davanti, ma deve pensare per 3 persone. Lui, quello che c'è davanti o dietro, e quello che c'è o dietro quello che c'è dietro, e quello che c'è davanti e quello che c'è davanti. Cioè praticamente il cervello a un certo punto incomincia a pensare in un modo più importante. Se non riesce a pensare così, sicuramente il Centauro farà un incidente. È matematico. Poi, capito questo meccanismo, incomincia, se vuoi sopravvivere, andare in giro in moto, perché il problema è che se anche voi fate un incidente, avete ragione, se siete in moto vi fate la bua, potete avere tutte le ragioni di questo mondo. Allora cosa succede? Io vi racconto una cosa che è successa a me. Un giorno arrivo davanti a un negozio di moto, parcheggio la moto, arriva un ragazzo che era un po' claudicante, mi guarda la moto e comincia a parlare della moto, dice: anch'io ho avuto una moto, ero un Centauro anch'io. Poi cosa è successo? Un giorno finito il lavoro, era un semaforo fermo, la moto è caduta sopra di me, c'è Anna Laura, grazie di esserti unita, c'è Sara, grazie di esserti unita nel diario del Marietto. Cioè. E cosa è successo? Questo si è fermato al semaforo, la moto si è sbilanciata, gli è caduta addosso, praticamente a pedivella gli ha penetrato la gamba, Era fermo, no? Al semaforo, solo scivolato su del ghiaietto, ha fatto un po' di operazioni, i dottori hanno un po' sbagliato le operazioni, è rimasto leso per tutta la vita. Il messaggio era: quando vai in moto comprati dei stivali alti, che c'è una possibilità che
che se ti succede anche a te una cosa del genere, molto probabilmente a pedivella non si sfonda la gamba. Quindi quando voi iniziate ad andare in moto, cercate di aprire le orecchie, gli occhi e anche la materia grigia per cercare di capire, di prendere meno problemi, meno errori e fare meno sbagli, no? E allora vi alabardate il più possibile. Se volete fare un bel viaggio tranquillo, guardarvi uno spettacolo della natura, della strada e quant'altro. Questo solo per andare in moto, no? Questo solo per poter accendere la moto e fare un filmato da far vedere a chi segue il Marietto. E quindi bisogna investire, perché come detto nell'altra pillola, se pensate che l'istruzione costi, provate l'ignoranza. Quindi quando uno entra nel mondo dell'esoterismo, come ho già detto, il 90% arriva perché al fondo schiena a terra. Praticamente non ha capito che nella vita ha preso solo legnate, ha capito che esiste qualcos'altro che governa certe leggi, alcune possono chiamare sfortuna, alcune possono fortuna, insomma, ognuno poi la definisce come vuole, ma a un certo punto bussa alla porta di un esoterista. Se sbagliate porta, beccate quello che da giovane rubava le autoradio e lì siete ancora peggio, no? Se beccate invece la porta giusta, oppure se sbagliate porta entrate in quei new ageiani, no? Angeli colorati, ti mando luci colorata, ti mando un bel egregora che ti sfonda il fondo schiena, quelle cose lì, no? E lì cadete dalla padella alla brace. Ti impongo le mani, stanotte parlo con Michelangelo, con Gesù, con l'Arcangelo. Se invece siete un po' fortunati, diciamo che il vostro karma vi permette di attingere a conoscenze antiche riservate ai veri esoteristi, c'è una laurea, la cosa è chiaramente diventa diversa. Però quando uno si avvicina deve capire che se l'istruzione costa, dovete provare l'ignoranza. Quindi quando qualcuno mi contatta così, no? Io ho già dato quasi 2 milioni di circuiti gratuiti la radionica e i circuiti funzionano. Però quando ci sono patologie serie, importanti, o ci sono ad esempio gente che ha sbagliato tutto nella vita, ad esempio ha prestato dei soldi a chi non doveva, o non so io, ha divorziato 3-4 volte, non può che pensare che è un circuito, capite? Non è che uno perché ha un cancro, no? Oppure ha stracciato un sigillo fatto male da un esoterista massonico che praticamente gli ha portato tutta la sfortuna in questo mondo perché ha dovuto pagare il debito, non è che può contattarmi in un social e dirmi scusate per caso avete un circuito così perché sapete sto per morire oppure non ho più soldi. Capite che non funziona così, cioè voglio dire, questi qui sono discorsi new ageiani, sono discorsi della serie di 4 volte Pippo Pluto o Paperinik e ti arriva il parcheggio, ti arrivano i soldi, ti arriva la salute. Capisce che sono, cioè io voglio dire in futuro queste cose qui, una volta c'era Gino Bramieri bravissimo che diceva le barzellette, in futuro queste cose qui saranno prese come le barzellette. Chi sarà nel futuro, guarderà il passato, vedrà gente che andava nei social e queste qui saranno le barzellette fra 200 anni, capite? Ma quando uno si avvicina al mondo esoterico, se per andare in moto Santa Paletta bisogna essere super alabardati, avere le giacche giuste, i guanti giusti, le monopole riscaldate, le gomme giuste, avere il cervello che non ragiona per 2 ma per 3, bisogna pensare non solo a quello dietro in a te, ma anche a quello dietro che non tamponi quello dietro, se no i vostri viaggi in moto diventano corti. Allora, se solo per andare a prendere pane in moto bisogna essere così, no? Per fare un viaggio di 300 km bisogna essere... Pensate al viaggio della vita. E allora qui mi viene in mente quella ragazzina che a tavola mi diceva vogliamo parlarne? No, dico vogliamo parlarne. Quando sento questi personaggi, guarda, sto morendo di cancro, per caso voglio tentare anche con
radiostesia alla radionica. Hai un circuito per caso. Signori, è una cosa seria l'esoterismo. Non è che uno arriva, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, ma non è il Luna Park della fantascienza, la radionica. Cioè, quando uno intraprende un percorso esoterico, cioè, prima di Gesù Cristo in Egitto c'era questi gruppi misterici cristiani, no? Che prendevano queste povere persone analfabete, le tenevano una settimana in queste chiese di culto e gli facevano studiare le cose. Questi erano magari senza denti, vedevano male. Allora tutto veniva trasportato via orale, non c'era lo scritto perché il 99% delle persone lo sapevano scrivere. No? Quindi capite, cari miei, ciao Giulia, ciao Corina, capite, cari miei, che se 2000 anni fa questi poveracci, no? Che non avevano vitamine e quindi anche le sinapsi a livello cerebrale erano molto più lente, ci mettevano una settimana, magari facevano 30 km a piedi in mezzo al deserto, in mezzo alle sabbie mobili del deserto, ai cobra del deserto, per poter andare a studiare e riuscire a capire, no? C'è uno sta per morire di un problema finanziario, scusa, per caso hai 2 paroline magiche per risolvermi tutta la vita? È come che quando uno sta per essere ritirato sotto da un tiro in moto, scusate, avete un circuito che mi sta arrivando un tir di 18 quintali, 18 tonnellate nel fondo schiena. Capite che se l'istruzione costa, dovete provare l'ignoranza. Quindi il vostro Marietto cosa vi vuole dire con questo messaggio, no? Che quando uno si avvicina all'esoterismo, non è che deve arrivare in punta di piedi, essere umile, ma almeno rendersi conto che la cosa non è da Luna Park, da circo equestre, sapete, quei giocolieri che bim bum bam, ti faccio io, ti impongo le mani, luce colorata, energia cosmica, non è quella cosa lì, ve l'ho detto in tutte le sante lingue, sono geni bassi perché in questo piano vibrazionale, no, c'è solo questo tipo di energia. E quindi quando uno entra nel mondo esoterico, generalmente ve l'ho detto, c'è una fortissima gente che arriva quando praticamente è vicino all'altra parte, no? E sta incominciando a guardare il basso astrale e comincia a capire che forse era meglio non fare quella cosa perché la mamma gliel'aveva detto e più fete papere. Però c'è ancora speranza, certo, la speranza è l'ultimo a morire, no? Io avevo un mio amico, il Dante, che visto che la speranza è l'ultimo a morire ha chiamato la figlia Speranza, no? Quindi è vero, la speranza è l'ultimo a morire, però insomma non tutti sono come il Dante, no? Dovete capire che quando ci si avvicina alle materie esoteriche, prima di tutto bisogna cominciare a pulirsi, perché abbiamo magari secoli, non anni, secoli di larve astrali. Le larve astrali vi vengono a prendere anche quando orinate, cioè nel senso è karmica la cosa, no? E vi ho sempre detto, se uno è stato un asino in questa vita, non è che se muore e va di là diventa un santo, Capite? Quindi quando ci si avvicina all'esoterismo, no? Non è che si può fare 3 paroline magiche, tre come si suol dire, 3 imposizioni di mani, parlo con l'arcangelo Michele, il Gabriele, cioè, quelli mica sono i tuoi amici, quelli stanno in piani vibrazionali che ci vogliono secoli per poterli raggiungere, sempre se hanno voglia e capiscono che c'è realmente il bisogno karmico di aiutarti. Quindi quando vi approcciate alla materia esoterica, io parlo per quello che conosco, no? E so benissimo che i cabalisti non stanno in mezzo alla gente, si tolgono una grande fetta per il semplice fatto che sanno che questi campi vibrazionali sono così, come diceva Osho, paludosi, che è meglio stare lontano. Quindi quei pochi cabalisti che hanno deciso di andare a riprendere gli altri cabalisti, chiaramente devono partire alabardati,
perché sennò non riescono più a tornare indietro. Quindi quando uno si avvicina al mondo esoterico, la prima cosa è fare una pulizia. Io parlo per come la conosco io la storia. Una pulizia radionica approfondita e ogni 6 mesi come minimo ributtarci dentro quei 100 euro per pulirsi. Per il semplice fatto che basta che voi andate a fare la spesa e beccate gente che ha larve astrali da 70-80 anni, no? O da 40, no? E voi tornate a casa con un polipo vibrazionale immenso. Oppure c'è gente che ha di quelle amicizie, ragazzi, che se voi poteste vedere il loro campo vibrazionale sverreste, andreste in coma, non direi sverrire. Eppure, no? Vanno nei social, fanno i santi, Gesù di qua, destra, sinistra, e poi dopo, quando escono al bar a bere con gli amici, si impestano di nuovo. Capite? Allora, la prima cosa è la pulizia, poi cercare i buchi planetari quando uno è nato, con i sigilli, oppure io so, e l'ho spiegato tante volte, il ciondoletto dell'albero sefirotico del Marietto veneziano, so che non è per tutti. C'è gente che mette via €1 al giorno per poterlo prendere e c'è gente che ha in banca soldi che poi le banche presteranno ad altri, ma non potranno mai comprarlo perché davanti a loro c'è un cancello e non capiscono il valore e l'importanza. E quindi praticamente solo una fetta di persone, di anime, potranno acquistarlo. Faranno i loro sacrifici, però quella è la porta, è il segnale che loro praticamente non sono uguali agli altri. Non è per gente normale il ciondolo, io lo propongo a tutti, ma non è per gente normale, ci vuole in là, qualcosa in più, che quando uno capisce il valore. Io ho visto i LIM quando avevo 7-8 anni cosa hanno fatto o facevano per impedire che potesse venire alla luce questo simbolo, e vi assicuro che non sono felici che la gente lo abbia, le anime lo abbiano più che la gente, no? Quindi, cari amici, il messaggio di questa mattina è: vogliamo parlarne? Cioè, dovete capire che è vero che la radionica può fare molto, ma ci deve essere una base, cioè non si può costruire una casa sulla sabbia, ci vuole la roccia. Se c'è gente che mi contatta che è già vicino alla fine, è chiaro che deve farsi una pulizia, è chiaro che deve costruirsi delle protezioni, sia con i circuiti che sono gratuiti, sia con i sigilli, sia col pendaglio, sia con le pulizie. Ma questa è la base, Cioè non è che uno deve pensare che questo è un plus. Cavoli, per 50-60 anni ha vissuto nel fango spirituale, nel fango eterico, diciamo così, pieno di larve, e lo vede il risultato, magari 2 o 3 divorzi, figli che si ribellano in casa, picchiano i genitori, mariti che portano a casa donne, mariti che vanno a giocare a gioco d'azzardo, ma anche mogli, no? Capite? Quando uno è così, no? È chiaro che non può pensare che un circuito radionico faccia il miracolo, no? Ad esempio, riprendo sempre il fattore moto, non è che io posso pensare che se non metto gli stivali quando vado in giro in moto e per disgrazia scivolo, non mi farò la bua alle gambe. Se c'è pedivella che entra nella gamba, entra. Quindi, cari amici, cerchiamo di capire che non si può chiudere la stalla quando le vacche sono uscite. È come se uno mi venisse a dirmi: guarda, mi sono scappate tutte le vacche, ho chiuso la stalla, dammi il circuito per tenere chiusa la stalla. Cioè, se una bambina di 13 anni mi viene a dire vogliamo parlarne, è una cosa seria. Vogliamo parlarne? Vogliamo capire che l'istruzione costa? Che avete già provato tutte le disgrazie di questo mondo? Che non potete affidarvi a gente che vi dice chip e chop e ti arriva giù, dillo 10 volte e ti arriva giù l'arcangelo Michele. Amici, l'arcangelo Michele se ne fotte dei vostri problemi, perché ve li siete creati voi. L'arcangelo Michelangelo, l'arcangelo di qua, l'arcangelo di là, la luce colorata. Io conosco una che è piena di larve fino
fai i corsi, no? Li fa strapagare, la gente va a fare i corsi per il sé e dopo incominciano a sentire dentro gli arcangeli che parlano, poi ogni tanto qualcuno se ne va, volta l'anno se ne va, però lei riesce a vendersi bene, sta infestando un sacco di persone, ha dei gruppi faraonici, no? Ma vogliamo parlarne? Che non è così che si fanno le cose. Ciao Doris, grazie infinite. Vogliamo parlarne che chi si avvicina a certe situazioni poi non può andare dove c'è la farina dal mulino e poi uscire senza farina addosso. Se voi entrate in un gruppo a cercare questi Michelangelo, questi arcani, vi arrivano un sacco di geni negativi addosso. Quindi, come vi ho detto io, la base è la pulizia, poi si passa ai sigilli, no? Che coprono quei buchi vibrazionali che quando uno è nato si riporta dietro, poi il talismano e certamente anche i circuiti, ma deve essere una cosa non per un mese, non per 2 mesi, ma signori, gli imperatori, i faraoni avevano le multinazionali, hanno delle strutture che tutti i santi giorni operano. Ci sono multinazionali che sono venuti a cercarmi per andare a lavorare per loro, che proponevano quello che volevo. Chiaramente il Marietto, sapete che è un outsider, vivrà sempre camminando nei boschi da solo, non me ne fregava niente, ma questi operano tutti i santi giorni, pagano qualsiasi cifra a questi operatori per fare in modo che la loro struttura vada bene. Ci sarà un perché, strutture da 1 miliardo di cifre da fare all'anno che hanno questo business che va. C'è banche, fiduciarie, multinazionali dell'informatica, ditte del petrolio. Capite, cari miei, vogliamo parlarne? Cioè il problema è serio. Se uno ha un tumore, non è che deve pensare, guarda, voglio provare con la radionica. Cioè, io sto parlando non perché ha il tumore, il cancro, scusate, che ormai purtroppo sarà difficile, ma chi non ce l'ha, che deve prevenire. Come spiegavo ieri di quei 3 ingegneri che volevano a tutti i costi il Piper, no? Dovete pensare che non c'è niente di gratis, non c'è un avanzamento gratis nel posto di lavoro se poi come mago frabato non c'è qualcuno che vi chiede, dire guarda che amico non è gratis, si passa alla cassa. Quindi cari amici, dovete sempre pensare una cosa, tutto ciò che voi cercate, no? A un certo punto vi chiederà un prezzo. Se voi andate nei vari social a cercare gente che vi dia il miracolo con l'arcangelo Michele perché ha le visioni, adesso sì perché è infestata per parassiti, lasciate stare, dovete fare una cosa costruttiva. Quindi, lo ripeto ancora, pulizia, i sigilli se avete i buchi vibrazionali a livello planetario e praticamente l'albero Sefiroti. Questa è la base. Poi sopra la base c'è il karma chiaramente, ma il karma l'avete già levigato e pulito in questa direzione qua. Se vi doveva arrivare addosso un tir, vi arriverà addosso una formica. Ma ci sono persone che ci continueranno ad arrivare addosso i tir perché cercano sempre la via più facile. E quella bambina lì aveva 13 anni, mi diceva voleva parlarne, e c'è gente che a 60 anni va nei social, corre nei social a cercare la parolina magica per risolvere magari il marito che gli porta a casa 300 corna alla settimana. Capite, cari miei? L'esoterismo è una cosa seria e la gente che è in giro non è cattiva nel senso che è cattiva, ma perché è parassitata. Ci sono queste entità che in questo piano vibrazionale fanno quello che vogliono perché la gente è ignorante. Quindi vogliamo parlarne e capire che quando uno va in moto si deve alabardare in modo potente, quando uno esce a fare la spesa, no? Deve stare attento perché anche magari l'infermiera in pensione, come è successo a quella mia cliente, va a casa dalla mamma e la narcotizza. Capite? Il mondo è cattivo, certamente perché è influenzato da queste forze vibrazionali. Ma come diceva il mio vecchio, io penso ai miei figli, gli altri genitori devono pensare ai loro figli. Quindi se voi avete un figlio, no? Che vedete già che 10 anni barcolla male,
subito a portarlo a fare dello sport, in squadre dove ci sono degli allenatori che gli fanno sputare sangue, ma non perché gli volete male, per il suo bene. Ciao Marzia, grazie di essere venuti. Capite? Cioè, tutto quello che voi investite, al posto che andare al bar a spippettarvi la sigaretta, prendete vostro figlio e lo portate in una squadra di nuoto, in una squadra di pallacanestro, insomma dovete attivare per fare in modo che questi ragazzi crescano sani e forti. Perché ne sento tutti i santi giorni di casini, no? Proprio perché uno pensa, vado nei social, prendo la parolina o il circuito funziona, non lo metto in dubbio, ma se voi continuate a buttare un bicchiere d'acqua su un incendio, è chiaro che l'incendio farà fatica a spegnersi. Quindi ci vuole, anche da parte di chi segue il Marietto o il The Garden, la capacità di capire che non si sta giocando. Non si può andare nei gruppi e dire: scusate, io ho questo gravissimo problema, vorrei provare quel circuito, esiste? Cari miei, per trovare un circuito su misura ci vogliono ore di lavoro. Chiaro che i circuiti che do io gratuiti, ma quelli lì hanno millenni di vibrazioni sulle spalle, hanno egregore fortissime. Quelli lì io praticamente li ho presi e li ho messi a servizio di tutti, alcuni li ho creati io, altri erano già esistenti da altri, li ho solo potenziati. Ma non è che magari per il bisogno specifico di una persona che magari ha una patologia severissima possono funzionare, perché bisogna fare tutti quei passaggi che ho già detto prima. Quindi, cari amici, vogliamo parlarne? Quando si va in moto bisogna avere le attrezzature giuste, quando si fa snorkeling ci vogliono le attrezzature giuste, quando si entra nel mondo esoterico o si trova un esoterista, ok, oppure si ascoltano gli arcangeli Michelangeli, come si dice, la legge di attrazione, insomma tutte queste new ageate, no? Che hanno portato il mondo in questo mondo perfetto. Bene, cari amici, grazie di essere qui, grazie Lucian di esserti unita. E bene, io ho detto tutto quello che volevo proprio per farvi capire l'importanza e anche il vantaggio di chi ha fatto le pulizie, ha preso il pendaglio, ha fatto fare i sigilli. Queste sono cose che nessuno vi potrà mai più togliere. Vi voglio dire solo l'ultima cosa. Era il 2000 più o meno, avevo un sacco di nemici contro. Io ero andato da mio papà a chiedere: senti papi, ma ne ho 300 contro, come la vedi? Perché insomma io non ce la sto facendo, no? Mi sembra che sto perdendo. Mio papà mi guarda e mi dice: tranquillo, che non c'è nessun problema. Io dico: come nessun problema? Non riesco a alzarmi la mattina o che mi segano via la ruota posteriore, perché quella settimana avevo perso, in 2 settimane circa, avevo perso 3 volte la ruota destra dietro, perché mi avevano segato il mozzo, no? E allora insomma ero un po' preoccupato perché, insomma sì, fermavo qualcuno, si fermava per strada dietro l'angolo, però insomma erano tanti, no? Il mio vecchio insomma era stanco anche di vivere, no? E mi dice: tranquillo, la cosa sei vincente. Io dico: sarò vincente, però mi sembra, insomma, ho perso 3 volte la ruota, anzi una volta mi ha superato la mia ruota, no? Morale della favola: i miei nemici avevano anche loro i loro veggenti, no? E il loro più forte, diciamo così, aveva già visto che loro avrebbero perso per il semplice fatto che io nel futuro avrei messo dentro in alcune protezioni la mia foto da piccolino. Quindi quando voi mettete una foto da piccolini nei vostri circuiti, praticamente è regresso, perché nell'eterico non esiste il tempo come qua. Quindi queste persone qui stavano combattendo contro me, che non avevo ancora messo queste protezioni, ma che ero protetto lo stesso perché ho usato un sistema di regressione. Quindi quando voi mettete e usate i circuiti, usate sempre delle foto di quando eravate più piccoli possibili. Mi ricordo che il capitano degli Alpini di Torino mi aveva fatto fare delle foto che ho messo anche sui social di quando avevo 3 anni, e lui aveva anche aveva un senso dello spirito, no?
voi non lo vedete questa volta, ma avevo un cavallo, no? Io avevo 3 anni, ero vicino a questo cavallo di Troia, praticamente, ed era un segnale che nel futuro avrei usato questa foto, no? Che solo Dio sa come è arrivata dopo 50 anni il vostro marietto, e l'ho utilizzata per proteggermi. E questi nemici veggenti, no? Avevano già visto che aveva ragione mio papà, che in futuro, perché non erano state ancora create quelle protezioni, no? Quindi un consiglio che vi dà il vostro marietto gratis, senza fare consulenze: prendete le vostre foto di quando siete piccoli e metteteli dentro la croce cosmica. Questo è un piccolo passaggio, no? Che vi può già dare un piccolo vantaggio. Certo che poi c'è il karma. Detto questo, cari amici, il vostro marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Ciao Lara, grazie di esserti unita. E il vostro marietto vi dice di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano, vi ricorda che lunedì sera alle 21:30 il Legard è nel suo canale per le live, e che al mercoledì alle 20:30 c'è Marietto live gratuiti. Se avete delle domande le fate lì, non fatemi domande della serie c'ho un treno nel fondoschiena, c'è un circuito così a casaccio. Non funziona così, ve l'ho detto: pulizia, sigilli, pendaglio e tanto lavoro per tutta la vita. Se lo facevano i faraoni, gli imperatori, le multinazionali, non vedo perché chi può permetterselo preferisce avere un tir che gli viene addosso piuttosto che spendere 100 euro per il proprio corpo eterico. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato, e alla prossima. Grazie, ciao Sara, ciao a tutti.